Allora, buonasera a tutti, allora anche chi è collegato da casa e benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di conferenze primaverile dell'Associazione Biblioteca Austriaca. Continuiamo un pochino il percorso che abbiamo iniziato nel primo semestre, che ha visto protagonisti già alcuni, insomma, dei nomi austriaci che poi si ripetono adesso in questo secondo ciclo, cioè Zweig con il primo incontro, Thomas Bernhard, che abbiamo già avuto modo di conoscere attraverso le parole di Stefano Apostolo. Oggi approfondiremo grazie a Alice Gardoncini e poi avremo un'altra serata sulla poesia di Thomas Bernhard con Samir Tavit e Stefano Apostolo. Ecco, oggi mi fa particolarmente piacere presentare Alice perché la dottoressa Gardoncini, insomma, ha iniziato il suo percorso qui all'Università di Udine, dove è stata dottoranda, si è recentemente addottorata ormai 2 anni fa, no, Alice? Nel 19, quindi pre-pandemia, e si è addottorata con una tesi che poi è uscita per Quod Libet quest'anno, con il titolo Tradurre la Luna, i romantici tedeschi in Tommaso Landolfi, ma che già da molti anni lavora anche come collabora con diverse case editrici come editor e che insegna anche adesso da noi al DIUM teorie tecniche editoriali. Sarebbe editing e tecniche della redazione. Però sì, facciamolo dire a chi è esperto. E tra le sue, questa è stata una grande impresa che ha portato avanti Alice, quella di curare questo volume del teatro di Bernhard, però anche di tradurre alcuni testi inediti, e quindi oggi l'abbiamo invitata con molto piacere per questa conferenza che ha intitolato con un titolo molto affascinante, sono sicura che lo sarà anche la conferenza che farà, Variazioni sulla celebrità, tradurre il teatro di Thomas Bernhard, che voglio dire, già leggere Bernhard è appunto una Zumutung, come si dice in tedesco, tradurlo è proprio oltre, quindi io adesso mi taccio, lascio la parola ad Alice, ti ringrazio molto di aver accettato il nostro invito e adesso insomma ci godiamo la serata e poi se ci saranno curiosità, domande, avremo il tempo anche per il dibattito. Grazie mille della presentazione bellissima, grazie di essere presenti e insomma, ringrazio la biblioteca austriaca, forse così è meglio, tanto siamo lontani. E saluto anche quelli che sono collegati da casa, grazie di essere qui. Sì, allora, per me è molto bello parlare di, insomma, presentarvi questo libro che potete vedere qui. Poi, allora, questo è il libro, per chi vorrà, insomma, poi ve lo posso far passare se volete dare un'occhiata. Sì, tra l'altro questo è da aprire, ma lo apro pure, sì. Ecco. Allora, sono molto contenta anche perché questo incontro sul teatro ci permette, insieme agli altri 2 incontri, di, diciamo, guardare Bernhard un po' a tutto tondo, partendo da, diciamo, una parte dell'opera che generalmente non è quella classica dei primi incontri con questo autore, no? Che è appunto quella del teatro. In realtà Bernhard ha scritto moltissimo per il teatro e nel 2021, grazie a questo ultimo volume pubblicato da Einaudi, tutta l'opera completa teatrale di Bernhard è disponibile anche in italiano. E ovviamente insomma, tutta l'opera teatrale, a parte alcune prove iniziali che Bernhard scrisse per il teatro, di cui aveva già parlato tra l'altro Stefano Apostolo nella sua conferenza in quest'autunno. Però appunto questo è diciamo il volume conclusivo. 2 parole proprio rapidissime sulla storia editoriale di questo testo. Il teatro di Bernhard era stato pubblicato già negli anni 80, insomma, a partire dall'82 fino al 2004, con questi 5 volumi, dalla casa editrice di teatro, diciamo, una delle più importanti italiane, che era appunto Ubu Libri, diretta da Franco Quadri. E Einaudi ha recentemente rilevato il catalogo creando questa collana che si chiama appunto Ubu Libri. L'ultimo volume
Esatto, che Einaudi ha ripubblicato insomma, i primi 5 volumi che ha, diciamo, ereditato da Ubu Libri, e questo ultimo volume, insomma, che era già stato pensato prima, ma non avevano fatto in tempo a, insomma, diciamo, realizzarlo, ed è stato realizzato proprio l'anno scorso. E questo volume è particolare perché racchiude 3 testi lunghi, 3 drammi lunghi, che sono Le celebrità, Su tutte le vette pace e Piazza degli eroi, e aggiunge appunto a completare le opere i 10 dramoletti che prima erano stati pubblicati, in parte erano già stati pubblicati in italiano e in parte no, quindi in realtà è un volume che contiene, diciamo, allora, 2 inediti lunghi e 7 inediti, insomma, diciamo, piccolini, che però costituiscono l'ultima sezione, che insomma è abbastanza insomma, importante. A questo punto condivido la presentazione, dove semplicemente volevo farvi vedere, allora, senza per forza metterla, giusto per una panoramica generale su insomma, le opere di Bernard e il teatro. Allora, come vedete, adesso le faccio scorrere rapidamente, sono gli anni con le opere, diciamo, e che vanno fino al 90, Bernard muore nell'88, le ultime 2 sono uscite dopo, diciamo, però la cosa notevole, insomma, ho segnato in questo colorino arancione rosso le cose scritte per il teatro. Come vedete non si tratta di una parte, diciamo, collaterale a cui Bernard si è dedicato con le mani sinistra, ma anzi, diciamo, a partire dagli anni 70 in poi hanno accompagnato l'uscita, sono state intervallate dalle altre uscite, diciamo, per tutto l'arco della sua carriera. In verde avete i volumi autobiografici e in rosso, insomma, tutte le altre cose. Non ho compreso la poesia, ma di questo si parlerà nell'ultimo incontro, quindi ho evitato. Appunto, questi sono nelle prime pubblicazioni i volumi Ubu, e questo è appunto l'indice che continua poi nell'altra diapositiva che adesso vi mostrerò. Appunto, ho segnalato un aspetto interessante, diciamo, del rapporto di Bernard con il teatro è che appunto inizia negli anni 70, nel 70, e gli anni 70 sono proprio quelli in cui Bernard diventa un personaggio pubblico in un senso un po' più ampio, no? Fino insomma, per gli anni 60 era stato sì un autore, erano state molto recensite le sue opere, appunto ricordiamo Gelo che è la prima e poi esatto Frost nel 63. Però diciamo è dal 70 che diventa un autore importante, un autore celebre. Nel 70 vince il premio Büchner, che è il premio, diciamo, più importante per un autore di lingua tedesca, e poi inizia a essere tradotto in francese, in inglese, eccetera. Quindi diventa un vero e proprio autore. E anche il suo ingresso nel mondo del teatro, all'interno di questa costellazione, appunto di questo suo ingresso nel mondo pubblico, è significativo, perché lavorare per il teatro significa, a differenza di quanto accade quando, insomma, al romanziere, significa avere a che fare con direttori di teatro, con attori, con festival importanti, come vedremo per esempio col Festival di Salisburgo, che è proprio al centro della prima di queste opere, Le celebrità. Quindi per lui il teatro è legato a diciamo, un ingresso nel pubblico, nel mondo pubblico particolare, e in particolare questo ultimo volume delle opere, diciamo, non fa che sottolineare questa correlazione, perché appunto racchiude 3 opere che sono anche a livello proprio tematico, che mettono al centro proprio il tema dell'essere celebri, dell'essere appunto famosi, vabbè, le celebrità ovviamente fin dal titolo, ma anche Su tutte le vette pace, che è una citazione goetheana e infatti viene pubblicato in occasione dei 150 anni della morte di Goethe, e in realtà prima di avere questo titolo doveva intitolarsi Später Ruhm, quindi fama tardiva, diciamo, e narra appunto di uno scrittore che raggiunge la sua fama, insomma l'apice della sua fama,
nella fase tarda della sua produzione, no? E, qui diciamo, e lo stesso Piazza degli Eroi, che probabilmente è il più famoso dei drammi bernardiani, soprattutto in Austria, vista diciamo, la storia, insomma, la storia e gli scandali che lo hanno accompagnato, in qualche modo si collegano a questo tema. È interessante che Piazza degli Eroi, appunto lo dico in italiano perché parlo della sua realizzazione in Italia, era già stato pubblicato in Italia ma mai messo in scena, ed è stato messo in scena proprio nel 2021, quindi tra l'altro subito prima, cioè doveva esordire a Napoli al Teatro Mercadante subito prima che poi scoppiasse la pandemia, e quindi diciamo il suo ingresso sulle scene italiane è stato rimandato ulteriormente, insomma, oltre il tempo. Adesso forse vi sarà capitato di leggere articoli o magari qualcuno di voi l'ha visto a teatro, ma ora finalmente è arrivato davvero nei teatri italiani, e quindi insomma è anche importante insomma, citare, insomma, sapere che adesso lo possiamo anche vedere come insomma, nella sua forma diciamo che gli compete, no? Quindi, perché appunto il teatro è bello leggerlo, ma chiaramente anche insomma bello da vedere, ed è la sua forma, insomma quella è la sua destinazione. Quindi dicevamo il tema della celebrità. Io ho chiamato questa conferenza Variazioni sulla celebrità perché appunto soprattutto, cioè inizialmente non era come se insomma apparentemente mi sembrava che non ci fosse un tema che univa tutti questi testi. In realtà poi assolutamente sì, facendo un passo indietro dopo averli tradotti, dopo averci lavorato, salta agli occhi in modo evidente che questo è uno dei temi, assieme ad altri ovviamente, che percorre l'intera raccolta. E secondo me è interessante vederla da questa prospettiva, anche perché allora, generalmente i lettori di Bernard, una cosa che insomma appunto più che da studiosi, proprio da lettori, che salta agli occhi è la quasi cioè, la strana uniformità dell'opera di Bernard. Apparentemente si legge un libro e sembra quasi di leggere tutti gli altri, ci si ritrovano eco delle altre opere, si trovano proprio stralci tematici nella trama, nei personaggi che sembrano ripetersi. In realtà quando poi si affrontano in modo un po' più approfondito, si nota che questa apparente uniformità tematica in realtà è molto più sfaccettata di quanto non possa apparire, e di questo abbiamo parlato anche nel primo incontro che si è soffermato sulla prima parte dell'opera di Bernard, dove effettivamente ci sono insomma, si arriva a creare Bernard arriva a creare una sua voce, un suo timbro particolare, passando attraverso fasi molto diverse. E in questo caso, appunto, l'aspetto che forse non si ritrova in modo così, o se non altro non salta agli occhi in modo così evidente, è proprio questa centralità di questo tema, che poi caratterizza invece le opere più tarde, per esempio in Antichi Maestri, nella correlazione tra il tema della celebrità e il tema dell'ammirazione, perché appunto se avete letto l'ultimo, insomma uno degli ultimi romanzi che è Antichi Maestri dell'86, dove di nuovo torna questo tema. Però mi sembra che in questi due, soprattutto nelle celebrità su tutte le vette pace, ecco, diciamo, possiamo vedere quasi in purezza l'emergere di questo tema, e vediamo Bernard che lo affronta in modo esplicito. È interessante che anche in un'intervista che è uscita da poco in Italia, che in realtà è un'intervista che è stata fatta, rilasciata a pochi mesi appunto dalla prima delle celebrità, ed è un'intervista che è stata pubblicata in Italia con il ok, andiamo a vedere dov'è. Sì, esatto, con il titolo di Una conversazione notturna, per questo piccolo editore di Pesaro nel 2021, in cui di nuovo, insomma, più che un'intervista è appunto una conversazione notturna, è giusto il titolo, e Thomas Bernard, dopo che, non so se vi è capitato per le mani questo volumetto,
è interessante perché dopo aver letto effettivamente l'intervista, che è il frutto di una conversazione notturna in cui, cioè di una chiacchierata, dopo aver letto l'intervista, Thomas Bernhard ha negato il suo consenso alla pubblicazione, quindi perché probabilmente era stato un po' troppo, non so, si era un po' messo troppo a nudo forse, o non sappiamo per quali motivi. Comunque appunto torna anche qui sul tema di cui appunto stiamo andando a parlare, che è proprio quello della fame. Dice: la fame è una cosa ambigua, da un lato è piacevole, dall'altro è orrenda. E poi alla domanda perché, questo è diciamo il punto, il punto che fa un po' diciamo saltare sulla sedia, quando gli chiedono come mai ha deciso di scrivere, che cosa l'ha spinta a scrivere, eccetera, invece di citare una qualche forma di appunto di necessità o insomma di passione per la scrittura e per la letteratura, Bernhard dice: non la chiamerei necessità, volevo diventare famoso da sempre e il mezzo mi era del tutto indifferente. Quindi è sicuramente una cosa orrenda, però in qualche modo, è vero che questa è una provocazione, però in qualche modo ha un suo fascino particolare, è sicuramente ambiguo. E a questo proposito, adesso volevo leggervi rapidamente, ma anche se magari non tutta, ma insomma una citazione dai miei premi, in cui Bernhard parla del momento in cui ha pubblicato il suo primo libro, appunto, e della reazione che ha suscitato in lui. E dice appunto: ero soddisfatto del mio libro che uscì nella primavera del 63, accompagnato da una recensione, eccetera, eccetera, ma passata la tempesta mi ritrovai di colpo distrutto e come caduto in una spaventosa fossa senza speranze. Quindi l'ingresso pubblico di Bernhard come autore lo getta nella disperazione. Da cosa nasce la disperazione? Da questa impressione appunto di morire soffocato, questa è una classica affermazione bernardiana, per un equivoco di base, ovvero quello che la letteratura fosse la sua, c'è un refuso, scusate, fosse la sua salvezza. Non volevo più saperne della letteratura, non mi aveva reso felice, bensì buttato dentro quella fossa soffocante e fetida dalla quale non c'è più scampo. Questo pensavo. Maledissi la letteratura e l'averci fornicato assieme. Girai per alcuni cantieri e mi feci ingaggiare come camionista dalla ditta, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la celebrità, l'essere famoso e l'essere soprattutto famoso in quanto artista è qualcosa verso il quale Bernhard prova sentimenti contrastanti, no? E appunto tutto il ridicolo, questi sono drammi che quando vengono portati in scena fanno ridere la platea, no? Insomma, questo è, cioè bisogna saperlo del teatro di Bernhard, ci sono degli aspetti tragici, ci sono insomma, dei temi anche molto, molto pesanti. L'altro grande tema di questo volume è diciamo, la rielaborazione del passato nazista dell'Austria, quindi non stiamo parlando appunto di commedie senza un fondo, diciamo, tragico. Ovviamente, se parliamo di Bernhard, se conoscete un po' l'autore, insomma, diciamo, la correlazione tra tragedia e commedia è insita, ma appunto questi drammi sono particolarmente faceti, soprattutto i primi due, quelli che parlano della celebrità. E proprio si tratta di, allora diciamo, il primo, per darvi un quadro generico, racconta di alcuni amici che si trovano per festeggiare, per celebrare una ricorrenza a casa del barone, che è un basso e che ha invitato appunto tutti a casa sua per festeggiare che ha la sua 200ª performance come Ox di Lechernau a teatro, no? È un cantante di opera lirica. Tutti gli amici sono appunto il basso, un tenore, una soprano, un attore, un'attrice, insomma tutti gente di teatro che appartengono tutti al mondo dell'opera lirica. In particolare sono legati in vario modo alla scena del Festival di Salisburgo, no? di cui parlavo prima, in vario modo, o perché vi hanno preso parte o perché o per altri motivi, insomma, poi se vi interessa ne parliamo più direttamente. Ma appunto
La scena funziona così, ci sono loro lì che chiacchierano in attesa di festeggiare perché aspettano la soprano, che è quella che di fatto ha organizzato tutto, e nell'attendere chiacchierano del più nel meno, dicendo tutta una serie di cattiverie e facendo una serie di battute veramente di basso livello, anche di battute appunto trite, ritrite, insomma, su loro colleghi che in quel momento non sono lì, pettegolezzi, tutte cose di questo genere. Quindi mostrando da una parte il primo preludio si chiama, è intitolato appunto La perfidia degli artisti, no? Quindi la perfidia degli artisti verso i propri colleghi, ma anche verso se stessi in qualche modo, perché di fatto appunto insomma, Bernard ridicolizza, diciamo, questo modo di essere famosi e di giocare proprio con la fama e con il pubblico e con la propria immagine. A proposito di immagine, gli attori, cioè insomma tutti questi personaggi sono accompagnati da dei veri e propri fantocci che hanno dei nomi, cioè se i nostri diciamo, gli attori in carne e ossa sulla scena vengono chiamati semplicemente da didascalia direttore d'orchestra, regista, editore, eccetera, mentre sono accompagnati da ognuno dal proprio modello fantoccio che però ha insomma sono vere e proprie, insomma, hanno dei nomi propri e questi nomi propri sono tutti personaggi che fanno parte o che hanno fatto parte in vari modi del Festival di Salisburgo. Quindi abbiamo Richard Meyer, Tauber, Lotte Lehmann, Moissi, Max Reinhardt, Arturo Toscanini c'è anche perché ha diretto diverse cose al Festival di Salisburgo, eccetera. Poi abbiamo Samuel Fischer che è l'editore di Hofmannsthal, cioè dello Jedermann, che è diciamo, l'opera alla base del festival che viene insomma, riproposta ogni anno, eccetera. Quindi sono tutti un po' in questo entourage, no? In questa, oggi diremmo la bolla probabilmente. Esatto, e insomma se uno cioè, non sembra un bel mondo, per dire, no? non sembra un bel mondo sia perché appunto insomma, c'è veramente una perfidia neanche troppo strisciante, e poi perché in realtà di arte di fatto non si parla mai in questo dramma, no? Cioè si parla semplicemente di appunto pettegolezzi, cioè c'è quello che ne esce fuori, appunto si ride probabilmente proprio per lo scarto tra diciamo, i personaggi aulici, alti e importanti e la pochezza dei loro discorsi, e questo che viene diciamo, messo alla berlina. La stessa cosa succede nel secondo dei drammi, su tutte le vette pace, dove appunto c'è anche lì una scena di ammirazione e rapporto con la celebrità, perché c'è un scrittore famoso, c'è una dottoranda che sta vivendo a casa sua perché sta scrivendo una tesi proprio su di lui e quindi deve fargli l'intervista, c'è una persona che fotografa continuamente tutte le scenette, loro che prendono il tè, lei che fa la domanda, insomma in realtà è qualcosa di terrificante se ci pensate, no? Insomma non c'è niente di bello. La cosa appunto interessante che rende questi testi non solo diciamo delle semplici satire sul mondo dell'arte, sono i vari riferimenti che ci fanno capire che in realtà Bernard in tutti questi personaggi in qualche modo è implicato, nel senso che per esempio il barone, protagonista del primo di cui parlavamo, condivide con Bernard una serie di caratteristiche biografiche, no? Appunto non solo il fatto che lo stesso Bernard da giovane voleva diventare un cantante lirico e aveva quel registro vocale appunto di basso, ma appunto il fatto che ha comprato una determinata casa in campagna esattamente nel modo in cui l'ha comprata Bernard, insomma ci sono una serie di dettagli biografici, quindi in qualche modo sì, è diciamo, è una satira sul mondo dell'arte, ma è anche qualcosa che si riferisce insomma, a se stessa, insomma, alla sua posizione all'interno di quel mondo. L'altro, forse sto parlando velocissima, non so se vi vengono in mente cose, dubbi, curiosità, ovviamente fermatevi quando volete, o possiamo anche fare tutto alla fine. Sì?
No, è una frase che mi è rimasta impressa. Sì. Dov'è che si può fare il toilet? Esatto. Allora, questa citazione viene da un'altra opera, che è uno dei tasselli dell'autobiografia, e l'ho messa qui perché, diciamo, tutta questa scena delle celebrità che vi ho raccontato, a un certo punto tra i vari aneddoti che raccontano di una scena che si svolgeva in un vecchio mulino e che ricorda molto da vicino, a proposito di quei riferimenti alla biografia di Bernard che troviamo nell'opera. Ricordano molto da vicino questa scena che Bernard riporta nella sua, appunto nel romanzo che ha intitolato Autobiografia, cioè in Un bambino, che è uno dei volumi, in cui racconta appunto una scena in questa casa dove lo portava il nonno, che era una sorta appunto di cenacolo di persone famose, di attori, di grandi scrittori, eccetera. E ricorda molto da vicino esattamente quella scena ricordata nelle celebrità. E anche appunto qua, di nuovo, tutto il gioco è tra questa esaltazione cioè Bernard bambino che guarda, che spia dalla finestra, scrive: quando arrivavano questi celebri personaggi che scesi dalle loro automobili entravano in casa dopo aver attraversato il giardino, noi bambini li guardavamo estasiati dalle feritoie del tetto e dalla casina di legno. Celebri attori, scrittori, scultori, più in generale ogni sorta di artisti e scienziati entravano e uscivano da questo cosiddetto mulino in mezzo al prato. Scusate. Il celebre scrittore era uno scrittore completamente diverso da mio nonno, perché come sappiamo il nonno di Bernard appunto scriveva, che pure era uno scrittore, ma non era per niente celebre. Lo scrittore più celebre del suo tempo, che era appena entrato in anticamera e subito, questo probabilmente è un riferimento a Thomas Mann, che pare frequentasse questi ritrovi, e che chiede però appunto lo scrittore più celebre del suo tempo la grande cosa di cui parla, e cioè chiede se si può andare in bagno e dove si può andare. Quindi insomma c'è questo chiaramente gioco, anche se vogliamo un po' diciamo facile, tra appunto l'esaltazione della celebrità e invece il ricorso al rovesciamento agli stili, insomma le parti più basse dell'umano, esatto. E quindi questo sì. Diciamo, l'altro grande tema, che più che un tema a livello, diciamo, di contenuto, è quasi una forma della struttura che assumono questi drammi, che mi sembra di aver individuato, è quello dell'assenza. E da qua mi piacerebbe partire per fare alcuni esempi testuali, non tantissimi perché mi sembra appunto più complicato che altro entrare nel testo, ma appunto la scrittura teatrale di Bernard, se adesso insomma, se guardate e sfogliate un po' le sue opere, ha alcune caratteristiche che sono uguali in tutti i drammi, che sono appunto intorno alla ventina. E l'aspetto, diciamo, che colpisce il lettore è che c'è una completa assenza di punteggiatura, o meglio, di punteggiatura grafica. C'è invece un larghissimo uso della cosiddetta punteggiatura bianca, che almeno chiamato così, insomma, alcuni linguisti chiamano così, però che è appunto l'uso della capo, no? Quindi la capo svolge la funzione della virgola, del punto e virgola, talvolta del punto, e appunto viene lasciato all'interpretazione degli attori il modo in cui queste battute vadano pronunciate. Poi ovviamente con la lingua tedesca si può, i giochi sono diversi da quelli dell'italiano, potete facilmente immaginare se conoscete il tedesco, che appunto anche solo banalmente cioè per far capire che si tratta di una domanda abbiamo dei modi molto più semplici rispetto a quelli che abbiamo in italiano, senza punto interrogativo, oppure appunto possiamo mantenere, cioè, una delle cose che più spesso diciamo mi ha un po' spaventata era il fatto che essendo la struttura della frase come dire fissa in un certo qual modo, è molto facile capire dove finisce la frase in una frase anche senza punteggiatura, se abbiamo appunto questi a capo che ci fanno quasi da partitura. Mentre in italiano è un po' più complicato, soprattutto in italiano
spesso insomma, si incorre in equivoci se uno non sa in che modo deve leggere la battuta. Quindi diciamo, la scrittura teatrale di Bernard, al contrario della scrittura, diciamo, della prosa di Bernard, in cui, cioè, se vogliamo, la prosa di Bernard è quasi, cioè, è perfetta, ma è quasi ridondante, no? Queste frasi che appunto ripetono molto spesso elementi, tornano e variano gli stessi concetti in vari modi. Qua abbiamo appunto un lavoro a togliere, e tutto quello che viene tolto ovviamente è quello che poi c'è sulla scena, cioè appunto il lavoro teatrale, il lavoro del regista insieme agli attori. Ovviamente noi, non avendolo in questo caso, dobbiamo farla noi quella parte, insomma, mentre leggiamo dobbiamo appunto capire. Io quello che ho cercato di fare, ma anche gli altri, insomma, che mi hanno preceduto, ovviamente non solo io, è cercare in ogni caso di dare di creare, insomma, di far capire quale deve essere l'intonazione senza l'uso della punteggiatura. In alcuni casi è stato necessario inserire qualche virgola, ma tipo solo in 2 casi mi è sembrato necessario, ma insomma poi insomma, se volete ne possiamo parlare. Ma a proposito di questa assenza a livello proprio di trama, tutti i drammi, ma non solo questi, anche gli altri, insomma non tutti, ma insomma molti, ricorre al fatto che i drammi si aprono con una lunga esposizione diciamo di quello che succederà, e con un'attesa di un personaggio, no? Insomma, sono tutti lì che aspettano qualcuno che, una volta arrivato, può far o partire la festa. Molto spesso nei drammi di Bernard si festeggia qualcosa, o un compleanno, o appunto, come in questo caso, la celebrazione. Quindi l'attesa di questi personaggi. Nel caso di Heldenplatz, che è l'ultimo, ovviamente l'assenza non è quella di qualcuno che deve arrivare, ma quella di qualcuno che è già andato via, cioè il professor Schuster, che come insomma sappiamo, se l'abbiamo letto, insomma si è suicidato, e tutto il dramma si gioca appunto sulla sua assenza. Sono tutti personaggi che parlano tra di loro del morto, ricordando le sue parole e ricordando appunto alcuni passaggi della sua vita, eccetera. E dal punto di vista invece propriamente testuale, ho portato 3 esempi per farvi capire che cosa intendo con assenza, appunto, che secondo me è legato proprio alla forma del teatro, no? A questa scrittura che non finisce sulla pagina, mentre in un romanzo, appunto, il romanzo è tutto lì, diciamo, la scrittura teatrale parte dalla pagina, ma c'è tutto un mondo a cui si richiama. Allora, in questo caso siamo praticamente all'inizio delle celebrità. Volevo solo un'oretta tra tutto, no? Quindi sì, poi ne chiacchieriamo, però sì, siamo appunto quasi all'inizio. Il dramma si apre con appunto questi personaggi di cui vi ho già detto, che chiacchierano e ricordano un aneddoto. C'è stato appunto il personaggio che viene citato era un direttore d'orchestra che diciamo sulle prime battute dell'opera che stava andando diciamo, a dirigere, cade nella buca, appunto, non in quella fossa in cui Bernard si sentiva di essere caduto quando aveva pubblicato il libro, ma in una vera e propria buca, che è quella dell'orchestra. Cade e muore. Così, questo è il modo. Però invece cioè, comunque si tratta di qualcosa di tragico, perché appunto questo direttore d'orchestra è finito lì e si dice, insomma, è stata la fine della sua carriera, non solo, mi verrebbe da dire. E comunque, appunto, proprio nel momento in cui stava per dare la nota iniziale del Falstaff, tra l'altro, e figuratevi, eccetera, eccetera, la caduta, perché si aspettava di trovare una sedia che in realtà era stata dimenticata, quindi equivoco che provoca questo fallimento totale. Per fortuna il nostro equivoco non ha per adesso provocato niente di così terribile, ma insomma, speriamo, infatti. Però se doveva essere all'inizio è già passato. No, appunto, però la cosa che su cui volevo, cioè questo appunto, questo testo che sembra apparentemente semplice, in realtà è insidioso, perché
appunto c'è il basso che sta raccontando questa scena, no? Ovviamente adesso voi non avete tutta la parte perché insomma non ci stava, e appunto a un certo punto viene interrotto, appunto, das war das Ende seiner Karriere, natürlich, e viene interrotto dal domestico che arriva, perché siamo lì, siamo durante una cena, diciamo, una cena in piedi, insomma si sta aspettando, che si rivolge al bassista, lo interrompe e gli dice questo: Kann noch gegeben werden, Herr Baron. Allora, io inizialmente quando ho letto questa frase non ho mica capito a cosa si stava riferendo. Non so se... perché poi potrebbe benissimo riferirsi a quello che ha appena detto prima, no? La fine della sua carriera, ma forse potrebbe succedere ancora qualcosa. Insomma, alla fine io mi sono figurata la scena, poi chissà, magari voi mi direte che ho sbagliato, nel caso parliamone, però il domestico sta servendo e sta parlando di ciò che ha in mano, no? E quindi, infatti, poco dopo gli serve ancora da mangiare. Per dire, io l'ho risolta in questo modo perché mi sono immaginata che stava succedendo qualcosa mentre il dialogo, come dire, stava andando avanti. E il basso si riferisce prima, dice, aber natürlich al domestico, usando esattamente le stesse parole che in realtà poco prima ho usato per parlare della carriera, quindi insomma non è proprio immediata la comprensione della cosa. Poi una volta servito il pasto, torna esattamente a quello che stava dicendo prima, no? E dice di nuovo das war das Ende, esatto, e tornano, e poi parla appunto del suo talento che è finito insomma in questo modo ridicolo. Ok. Un altro esempio di questo tipo, cioè non proprio di questo tipo, ma di comprensione che data dal fatto che, come dire, che in qualche modo le parole usate sono il meno possibile, no? Sempre appunto in questo lavoro a togliere. A un certo punto compare di cosi. Siccome poco prima, cioè a un certo punto loro parlano della soprano che dovrebbe raggiungerli e che ancora non li raggiunge, che loro stanno aspettando, chiamandola di Gundi, che è l'abbreviazione di Gundula, e in questo caso, che adesso in questo momento mi sfugge il cognome, però era una celebre soprano ecco, Janowitz, sì, ecco. E quindi la chiamano di Gundi. Allora, io sono impazzita per cercare chi fosse che poteva essere chiamata di Cosi, perché appunto di Gundi, di Cosi sarà... E quando poi in realtà si tratta di un modo, cioè di un'abbreviazione per riferirsi alla Così fan tutte, no? L'opera mozartiana, che appunto insomma, che appunto in quel caso era andata all'aria, diciamo, perché era un'opera all'aperto e avevano dovuto interromperla perché era venuto un temporale. Esatto. Però appunto questa è l'idea, insomma, probabilmente per un lettore addentro alle questioni, appunto, insomma, che conoscesse tutto il contesto, ovviamente molto più immediato capire a che cosa si riferisce l'autore, ovviamente più la distanza aumenta, meno è insomma, meno facile diventa. Ok, un altro problema che è legato sempre al fatto che siamo di fronte a un testo che va recitato, no? Quindi ci dobbiamo in qualche modo confrontare con la materialità, poi magari nessuno lo metterà mai in scena, però se traduco per il teatro rispetto a quando traduco per qualcos'altro devo pormelo quel problema, perché insomma
qualcuno dovrà mettere in scena appunto fisicamente e diciamo con le immagini quello che viene. E infatti questo io è un problema che non ho risolto, però appunto a proposito vi dicevo che questo dramma è pieno di battute di bassa lega, no? Una di queste è il fatto che a un certo punto, nella scena seconda, tutti gli attori compaiono, appunto, diciamo, avevo detto, ci sono gli attori in carne e ossa e ci sono le loro controfigure, che sono questi manichini che hanno dei nomi specifici, nome e cognome. Poi i manichini vengono distrutti a un certo punto, c'è questa distruzione dei modelli, non è uno spoiler, spero, ma insomma, vabbè, forse il punto è un altro. E poi nell'ultima parte, che si chiama, appunto viene chiamata la rivelazione degli artisti, gli attori compaiono non più con insomma, le loro fattezze normali, ma indossano delle maschere, le maschere che sono maschere di animali, maschere di animali che ovviamente appunto sono, cioè in qualche modo sono riferiti alle loro caratteristiche. Cioè appunto il direttore d'orchestra appare con la testa da gallo, l'editore con la testa da volpe, insomma in qualche modo per intendere i loro diciamo caratteri che vengono insomma in una sorta di trasfigurazione fisionomica impersonati da questi animali. E il nostro basso ha la testa di bue, cioè di un bue, però che va benissimo, e insomma funziona e siamo tutti contenti, se non che il bue in realtà ha dei richiami, cioè il bue in tedesco si dice Ochs, che è esattamente il nome del personaggio che lui interpreta e di cui si sta festeggiando appunto questo 200° compleanno, no? Che è un personaggio che ovviamente non è un bue, ma ha il nome, insomma il nome coincide con il nome dell'animale. Allora in questo caso ovviamente se non si trattasse di un'opera teatrale in cui deve effettivamente comparire una maschera con quella fisionomia di bue, uno potrebbe non so, cercare un animale che abbia un'assonanza con quella parola, però in questo caso ovviamente non si può fare, perché se io cambio l'animale poi dovranno cambiarlo anche quelli che recitano, insomma diventa tutta una. Quindi non lo so eventualmente come faranno, il regista dovrà inventarsi qualcosa se mai lo si metterà in scena. Però per dire appunto, questo era un esempio sia del fatto che ci sono delle battute veramente un po', come dire, triviali da un certo punto di vista, perché poi insomma non è che sia appunto il fatto che il teatro si confronta con elementi scenici che poi appunto che influiscono sul come leggiamo il testo e su come ci dobbiamo porre nei confronti del testo. Esatto. Bene, a questo punto forse non abbiamo detto nulla appunto di questo altro grande tema che è appunto il tema politico, no? Che ovviamente trattandosi di Heldenplatz io mi sono soffermata più sugli altri due perché ovviamente sono quelli meno noti e anche insomma non conosciuti, cioè non noti al pubblico italiano. Insomma, però forse è il caso di dire qualcosa anche su Heldenplatz, che è appunto il terzo dramma lungo che compare qui, in cui torna per l'ultima volta appunto quest'opera che è andata in scena il 4 novembre dell'88 appunto al Burgtheater di Vienna. Era stata chiesta a Bernhard appunto con la regia di Peymann, che non abbiamo citato, ma Klaus Peymann, che è uno dei principali registi diciamo tedeschi, è stato anche il protagonista insieme a Thomas Bernhard di questa sorta di sodalizio artistico che è andato avanti per tutto insomma ha accompagnato Bernhard per quasi tutte le sue produzioni teatrali e che tra l'altro compare in questo libro anche come personaggio, perché ci sono i 3 dramoletti alla fine che sono appunto i cosiddetti dramoletti Peymann, che vedono protagonisti lo stesso Peymann, regista, e Thomas Bernhard, che nelle didascalie compare
come io, non come Bernard, quindi proprio insomma in modo esplicitamente autobiografico. Comunque dicevamo appunto è stata commissionata per il 1988, non è una data casuale, ma sono esattamente 50 anni dall'Anschluss, esatto, e appunto doveva essere un'opera che in qualche modo ricordasse insomma questo momento e ha dato luogo, questa prima teatrale di quel 4 novembre, a forse il maggiore scandalo nella storia del teatro austriaco. E, se siete interessati ci sono, insomma, c'è veramente tanto materiale su questo scandalo, perché appunto prima dell'uscita queste sono persone che scrivono nella chat. È rimasta la mia mail. Ah, no, vabbè, no, perché solo per non... No, non c'è problema, a me non disturba. Ecco, cosa stavo dicendo? Mi sono distratta. Sì, esatto, appunto i 50 anni, sì, esatto, scusate, appunto poco prima della prima erano trapelate alcune citazioni dal dramma, che ovviamente non era ancora noto, ed erano finite ai giornali, e c'era stato un enorme sollevamento, perché in questo dramma di fatto c'è il nucleo fondamentale, diciamo, a livello di contenuto e di accusa, è quello che in Austria, nonostante, cioè, diciamo, la frase che torna continuamente durante tutto il dramma è che oggi non è cambiato nulla rispetto al 38, siamo sempre ancora lì, cioè in Austria appunto cioè l'Austria è un paese di nazisti, dove l'antisemitismo è imperante, dove un ebreo non può uscire di casa senza che gli sputino addosso, insomma, sono una serie di accuse abbastanza pesanti. Poi ovviamente, insomma, sono gli anni, insomma, anni in cui l'Austria inizia a fare i conti con una serie di cose. Ci sono appunto tutta una serie di piccoli scandali a cui Bernard fa riferimento, anche, non solo qui ma anche nei Dramoletti, di personalità, appunto, a parte il... insomma, se poi lo leggerete li vedrete, però l'elezione di politici che avevano un passato nazista e non avevano mai disconosciuto la loro partecipazione, insomma, tutta una serie di cose di questo tipo. E il giorno della prima, insomma, addirittura vengono recapitati davanti al Burgtheater delle montagne di letame in segno di protesta contro, appunto, contro il fatto che si desse spazio a un autore come Bernard, che in realtà appunto non faceva altro che parlare male della patria, eccetera. Quindi insomma, e fu insomma qualcosa di molto dirompente per l'epoca. Oggi è stato riproposto in Italia, insomma l'idea nella versione che c'è oggi in teatro è stata un po' adattata. Appunto, se l'avete sentito avrete notato che compaiono delle parole che chiaramente sono anacronistiche rispetto a, insomma, appunto si parla di populismo, si parla di, adesso mi viene in mente questo esempio del populismo, altre no, dovrei pensarci, ma insomma l'idea era, appunto, è stato riproposto con l'idea di di parlare in realtà dell'oggi, no? Appunto dell'impero. Con che traduzione? Con una traduzione credo che fatta ex novo, cioè che non è quella di Zorzi, ma che è l'altra pubblicata, ma è una terza. Questo è normale per sì. No, volendo è anche normale che venga adattato, cioè, insomma, ci sta, nel senso che in qualche modo si cerca di avvicinare il pubblico italiano, cioè per tutte le volte che nell'opera, sì, un altro esempio era questo, tutte le volte che nell'opera si parla dell'Austria, in realtà lì si parla di Europa, e quindi si dice, molto spesso dice, appunto, oggi in Europa appunto il populismo sovrano, insomma tutta una serie di cose.
Per cui sì, è stata fatta un'operazione appunto non solo di traduzione, ma anche in qualche modo di adattamento, che insomma possiamo discutere della legittimità o meno, però insomma l'idea era appunto cercare di renderla attuale anche per chi appunto magari di Austria non sa nulla, eccetera. Prego. No, era solo un modo di pensare. Ah, ok, sì, non c'è problema. Faremo le sollecitazioni. Certo. Bene, a questo punto no, forse io aprirei alla discussione, non ho preparato una frase conclusiva ad effetto, o se l'avevo preparata mi è sfuggita di mente, scusate, però forse possiamo insomma, sì, aprire un po' il dialogo, se volete, sì. Che qui è anche data dalla comicità, si vede che ovviamente è una comicità molto bassa, ma il fatto della comicità, che questo anche, ma il fatto della traduzione porta anche gli altri, come l'ha tradotto lei, porterebbe anche gli altri, anche gli italiani riderebbero su questo, oppure è una cosa tipicamente austriaca? No, ma io spero di sì, me lo dovete dire voi. Cioè appunto il tentativo è stato in qualche modo ovviamente rimanere fedele a questa, insomma, questa presenza, compresenza, continuità tra tragico e comico, ovviamente cercando per esempio di adattare le frasi molto colloquiali e appunto taglienti in un modo che in italiano appunto non suonassero vere, suonassero appunto del parlato, perché appunto molto della comicità nell'opera teatrale rispetto a quello che accade per esempio nei romanzi sta proprio in questo modo molto colloquiale di interagire dei personaggi, ovviamente essendo teatro, e quindi in certi casi la traduzione non deve essere troppo fedele, diciamo, alla disposizione della frase, ma cercare di trovare degli equivalenti in italiano, molto più di quello che secondo me è permesso forse o lecito in una traduzione per la prosa, no? E poi non so cosa ne pensate voi, potremmo discuterne, però appunto nel teatro la cosa principale è che questo testo deve poter essere letto ad alta voce in italiano e recitato, quindi in qualche modo deve essere italiano. Questo è stato il mio tentativo, io spero ovviamente di esserci riuscita. Io avrei una curiosità, sì. Se quando tu hai tradotto hai pensato ad un testo da leggere o un testo da rappresentare, perché questo è sempre il grande problema del tradurre testi teatrali. Cioè testi teatrali con pochissime eccezioni, che sono i lesedrammi, così, però di fatto nascono come testi per la rappresentazione e quando vengono messi in scena però spesso sono appunto soggetti a stravolgimenti che sono dettati da esigenze sceniche ben precise, insomma. Mentre un testo teatrale che viene pubblicato, diciamo, è più neutro, però nello stesso tempo cioè di fatto mi pare che questi testi Bernhard scriva pensando ad una rappresentazione, sì, perché anche nel tipo di linguaggio che usa rispetto per esempio alla complessità sintattica della prosa, qui c'è proprio questa tecnica della riduzione sintattica, che è di fatto l'opposto rispetto a quello che fa in moltissima della sua prosa. Esatto. E quindi vedendoli così, insomma, al di là di Heldenblatt, ma anche altri testi meno noti, sembrano pensati proprio per cui mi chiedevo, cioè, come ti sei posto a questo problema nel lavoro, diciamo, del mestiere del traduttore? Sì. No, sicuramente me lo sono posto e appunto cioè è un problema, insomma, è un po' il problema del tradurre per il teatro, perché in realtà, cioè appunto come giustamente facevi notare, spesso vengono poi riadattati e in parte riscritti. La cosa che, cioè appunto,
la cosa che io qui ho tenuto e che ovviamente non può funzionare se, insomma, se dobbiamo davvero rappresentarlo, sono le note. Io ogni tanto ho inserito delle note, ovviamente la nota non è insomma, diciamo, un elemento testuale e basta. E, probabilmente nel caso per spiegare alcuni punti in cui, che appunto avevano bisogno, a mio avviso, insomma, di una piccola spiegazione. In questo caso, insomma, se uno dovesse, come dire, rappresentare questi testi, ovviamente dovrebbe o eliminare il riferimento incomprensibile o scioglierlo e quindi adattarlo. Sì. Mi è sembrato che il lavoro in questo caso, siccome è una traduzione, come dire, cartacea, dovesse cercare di mantenersi comunque più possibile fedele, cioè appunto non tradurre con appunto adattando, quindi trovando degli equivalenti in italiano, per esempio nel mondo, cioè, nella cultura italiana, ma insomma rimanere lì. È ovvio che quando poi si mette in scena il regista dovrà fare i conti col fatto che probabilmente alcuni riferimenti non vengono colti e lì magari appunto o si taglia o si cambia, insomma, probabilmente. Invece sulla diciamo, struttura della frase, diciamo, e sul modo un po' appunto rapido e colloquiale ho cercato appunto, spero di esserci riuscita, di stare su battute che possano essere credibili in bocca a un attore italiano. Ecco, questo è stato il tentativo. Questo mi fa venire in mente anche quando è stato tradotto un brano che conosco, che è di un'altra autrice che io e Sandra Poli conosciamo bene. In realtà quando hanno dovuto tradurre dei termini volgari li hanno tradotti, non è che hanno fatto altre storie, così come bisogna, quando si traducono termini colloquiali si traduce in questo modo. Sì, sono molto d'accordo. Prego. Sì, allora, prima la felicitazione per la sua traduzione, penso che sia stato un lavoro molto duro, tradurre questi testi che io conosco poco, però conosco altri testi di Bernhard e volevo chiedere una cosa, cioè riprendendo l'argomento che la professoressa ha esposto, cioè l'oralità di questo testo che indipendentemente dal fatto che è stato scritto per il teatro ha secondo me una struttura orale interna in sé, no? Come sappiamo questo testo come in altri di Bernhard è pieno di diciamo, cinismi, di sarcasmi, di ironie molto acerbi, anche se non sensibile per uno che non conosce il mondo del teatro e il mondo degli uomini e delle donne ufficiali, perché sta sempre giocando con questa celebrità, cioè con la duplicità dell'uomo diciamo, diviso nella sua immagine e la realtà corporale, dunque è un gioco anche teatrale su questo problema. Allora, per quanto riguarda questo, diciamo, questo tono, che secondo me esiste un tono bernardiano che si riconosce subito, no? Se uno sente un testo di Bernhard, qualsiasi, secondo me si può assolutamente. Allora, ma la mia domanda è quella, come ha diciamo, riuscito a produrre questo tono, forse anche ha letto forse ad alta voce il testo tedesco che forse sembrerebbe già per il testo tedesco e anche il testo italiano, ovviamente. Sì. E questo potrebbe dirci qualcosa su questa esperienza, diciamo, di leggere
di leggere un testo ad alta voce e di dargli, diciamo, la corporalità di cui ha bisogno, almeno in questo caso. Sì, sì, ma allora io penso che sia, grazie intanto della domanda, penso che sia necessario sempre, insomma, quando si traduce poi leggere, insomma, sia appunto l'originale, sia poi, insomma, il risultato ottenuto ad alta voce, cioè credo molto nella lettura ad alta voce anche per altri tipi di lavori sulle traduzioni. La revisione di traduzione è un'altra delle cose che appunto ha bisogno, secondo me, della lettura ad alta voce. E detto questo, nel caso di Bernhard in particolare, perché appunto perché è un autore che proprio sulla voce, sulla costruzione di una voce appunto che riconosciamo immediatamente e che è sua e soltanto sua, anche se ci sono imitatori, soprattutto in Italia, incredibilmente moltissimi. Senti sensibilità nel teatro? No, adesso parlavo di prosa, però insomma è una... Per esempio, Alice, di chi parli? Di che autori? No, vabbè, che ne hanno fatto insomma un riferimento neanche, cioè imitatori, adesso ovviamente è una banalizzazione, nel senso che sono autori che si riferiscono insomma a Bernhard e ovviamente non si riducono all'esserne imitatori, ma non so, penso a Trevisan, che appunto che paragona il Veneto all'Austria di Bernhard e fa tutta insomma una prosa italiana che cerca insomma, che va in quella direzione, ma secondo me anche molti autori non so, dell'ambito dell'Emilia, non so, anche penso banalmente a Paolo Norio al suo inizio, che lo cita, e appunto lo cita come un autore a cui si è ispirato, ma anche Benati, insomma molti autori di quel gruppo lì, se non altro lo citano tra i loro modelli e poi in qualche modo ricercano una forma di oralità nella scrittura, ovviamente costruita, non veramente orale, che in qualche modo ricalca, secondo me, insomma, quella ricerca lì. Però appunto, adesso mi sono di nuovo un po' distratta, però no, l'idea è che proprio per un autore che fa della voce il suo tratto distintivo, non si può non cercare appunto conferma nella lettura nostra, insomma privata, poi proprio il fatto che venga reso un certo ritmo, che poi ovviamente sarà diverso quello italiano da quello tedesco, proprio perché la struttura della frase è diversa, ma che comunque secondo me deve mantenere, cioè appunto una certa fluidità che ricorda quel flusso, ma anche se appunto in un'altra lingua di fatto, insomma con altri accenti e con un'altra struttura. Nel teatro appunto non c'è questo flusso ininterrotto che c'è nella prosa e questa costruzione molto complicata, le frasi a scatola, le ripetizioni sintattiche, eccetera, ma ci sono altre cose che funzionano comunque in un modo che è assimilabile. Appunto è una sintassi molto più scarna, appunto, che va per riduzione, ma per esempio che gioca moltissimo sulla simmetria, no? Su pezzi che si ripetono in modo simmetrico, che vengono per esempio ripetuti tra i vari attori e distribuiti, e quindi capiamo, a un certo punto ci rendiamo conto che appunto pur dicendo cose diverse è come se si facessero il verso a vicenda, no? È interessante a questo proposito che le celebrità, nella pubblicazione diciamo originale c'è una lunga parte introduttiva, un apparato fatto molto bene che racconta anche un po' appunto gli avantesti e insomma le varie forme che il testo aveva prima di diventare come è diventato. E nel caso delle celebrità era interessante che è come se le parti fossero state attribuite dopo, cioè lui prima ha scritto tutto e poi dopo ha distribuito le parti, come se fosse un arrangiamento di un musicale propriamente, no? Cioè come se ci fosse questo grande tema che veniva svolto in vari modi e poi appunto questa parte la fanno i fiati e quindi in quel caso il barone, quest'altra la fanno, cioè come se... Quindi il flusso c'è, anche se è tutto molto, se le frasi sono spezzettate, se la sintassi è ridotta, ma c'è quest'idea del flusso e secondo me
nel leggerlo si vede, appunto, poi insomma questa è l'idea che mi sono fatta e che ho cercato di mantenere, poi ovviamente tutto bisogna vedere se poi ci sono riuscita, però insomma, quindi sì, ovviamente. Posso? Certo. Tu hai detto adesso una cosa secondo me molto giusta. Io stavo pensando, ho fatto i compiti a casa e mi sono andato a vedere appunto la prima, anzi, rappresentazione di Piazza degli Eroi, sì. Ho avuto la fortuna di vederla appunto, tra l'altro. Che c'è online, molto bello tra l'altro. Io invece l'ho vista live, diciamo così, e mi faceva piacere appunto tornare finalmente a teatro. Ah no, sì, certo, parlavo di quella tedesca, no, ma adesso però mi sono confusa, quella italiana, sì. Infatti io non ce l'avevo proprio viva nella memoria, insomma, il testo, però appunto mi sono accorto anch'io che c'erano degli aggiornamenti, adattamenti, non ero sicuro infatti di tutto questo, volevo Tolgo la... mi ha dato conferma appunto perché mi sembrava piuttosto strano, ecco, non mi ricordavo che Bernhard avesse parlato di populismo, no, infatti. Mi ha ricordato su certi aspetti come operazione quella che era stata fatta con il Morte di Danton di Martone, anche quella tendeva un po' a riadattare molto alla situazione politica italiana attuale, per cui in modo semmai ancora più forte. La cosa che poi avevo notato, appunto, ne abbiamo parlato anche brevemente, è che c'era una certa disparità, soprattutto nella recitazione, mentre alcuni personaggi riuscivano davvero a recitare alla Bernhard, altri caricavano secondo me un po' troppo la mano e si perdeva quell'effetto anche straniante che ha la recitazione appunto alla Bernhard. C'era diciamo un caricare molto sul pathos, soprattutto nella seconda parte, che insomma, sono d'accordo, sì, ne abbiamo parlato, sì, sono d'accordo. Anche tu mi è sembrato, insomma, sai, poi quelle non si può discutere troppo, sono scelte secondo me del regista, degli interpreti che vogliono. Però appunto ora tutta questa mia introduzione è proprio relativa a ciò che tu dicevi adesso, mi sembra di capire, cioè che Bernhard è un autore che sembra concedere una libertà assoluta al lettore, a chi traduce, a chi recita, in realtà non è vero. No, anzi. Non è vero, sembra, lui ti frega da questo punto di vista, perché sembra tutto aleatorio, no? Nel teatro e nella narrativa di Bernhard sembra che sia tutto appunto casuale, aleatorio, invece è tutto frutto di una sapientissima costruzione. E infatti a questo io mi volevo anche ricollegare pensando appunto a un tratto tra i più caratteristici che tu giustamente hai messo in evidenza della scrittura teatrale di Bernhard, quest'uso della virgola muta, appunto, no? Per cui uno ha un'impressione di leggere dei testi che sembrano scritti in versi, ma che versi non sono. Tra l'altro, se legge anche il tedesco. E anche questo appunto è cioè perché queste interruzioni che sembrano appunto non avere della casualità, che sembrano non avere delle motivazioni, in realtà le hanno. Sì, le hanno, e soprattutto, cioè appunto la cosa che mi sono accorta lavorandoci è che cioè appunto ok, va a capo e lascia, che ne so, appunto c'è l'oggetto e va a capo, però ovviamente l'oggetto in una frase italiana è da un'altra parte, quindi se io voglio mantenere la forma, diciamo, della frase, dovrò sacrificare qualcos'altro, cioè dovrò sacrificare l'ordine, però spesso se sacrifico l'ordine poi devo... Cioè in italiano spesso la dislocazione, diciamo, a destra o a sinistra si fa con le virgole, appunto, quindi vabbè, lo faccio con gli spazi, va bene, però spesso ci si trova a dover scegliere una suddivisione degli a capo diversa da quella del testo tedesco, perché in realtà, perché appunto è una suddivisione che diciamo logica da un lato, ma anche proprio appunto funzionale, sintattica, perché sta al posto della punteggiatura, e come sappiamo in tedesco la punteggiatura si usa comunque anche in modo diverso dall'italiano, quindi adesso mi sarebbe piaciuto, ma vabbè, non l'ho fatto, però mostrare proprio dei casi in cui effettivamente
in cui effettivamente si vede che si sono dovute fare delle scelte diverse, però insomma se lo leggete ve ne renderete conto da soli, perché appunto ho spesso, come dire, c'è tutta una frase creata sulla sospensione del fatto che poi alla fine arriva l'informazione fondamentale, no? Ma finché non si è arrivati alla fine non si sa bene il senso della frase. Questo succede sempre nella frase tedesca, ma nel caso della frase tutta spezzettata è ancora più accentuato quel problema lì, perché poi non c'è il punto che ti dice ah, quella è la fine della frase, dopo parte una nuova frase. E infatti le maiuscole sono state insomma molto sono state fondamentali, perché vabbè, ovviamente non nei casi, purtroppo il tedesco ha anche quel problema che mettere maiuscole anche ai sostantivi, e quindi in quei casi non aiuta, però spesso per capire dove finisce una frase, insomma se il verbo aveva la maiuscola, ah ok, allora la frase finisce là, però non è neanche chiarissimo ad una prima lettura, proprio perché c'è questa assenza qui, quindi non va assolutamente a caso in punti, cioè non va assolutamente a capo in punti casuali, ma anzi sono tutti scelti, cioè appunto sembra una cucitura di logica, non so come dire, quindi sì, infatti insomma adesso temo anche che in alcuni casi potrei aver, insomma, aver sbagliato su queste cose, perché veramente appunto non è affatto casuale, e spesso ci si accorge che non lo è solo quando ci si mette a lavorare, insomma c'è questo, quindi sì, quello che dici è assolutamente vero. È un'apparente libertà, ma come anche... Però anche gli interpreti alla fine del suo teatro. Sì, sì, ma lo stesso Bernard insomma, aveva alcuni attori insomma, che erano i suoi attori che dovevano fare, insomma, lavorare con lui, e altri che assolutamente non volevano. E non so, sì, c'è un saggio molto bello, per dire, su Ritter de Nefos, che è una delle opere di teatro di Luigi Reitani, che in questo volume di cui forse avete già parlato anche l'altra volta, dove si racconta appunto, cioè, dove i nomi, diciamo, il titolo del dramma contiene i nomi dei personaggi, che sono però anche i nomi degli attori che dovevano impersonare quei personaggi, no? Quindi c'è una strettissima correlazione con alcuni attori in particolare e non con altri, proprio perché appunto la parte dell'interpretazione dell'attore è fondamentale, cioè è parte dell'opera, insomma parte fondamentale, sì. Okay. Sì, ho visto c'era una domanda, te la ripeto. Ok. Tra l'altro appunto mi interessa anche a me, perché riguarda anche semmai appunto le scelte che si fanno quando si traduce. Tu prima si vedeva, avevi lasciato in tedesco il termine Hofrat. Termine congelato. E appunto... perché non si vedeva la nota? Si vedeva che c'era la nota, ma non si vedeva la nota. No, sì, ma allora nelle note sono stata molto... L'ho lasciato Hofrat perché appunto è una carica appunto vera e propria, che però oggi non esiste più, e oggi è un termine onorifico, quindi sì, ho semplicemente messo così, se volete. C'è ancora la... No, sì, cioè, quindi sì, l'idea è appunto che appunto, magari si poteva trovare un equivalente italiano con non so, cavaliere, insomma, che però poi lì è sempre un po' un rischio, secondo me, nel senso che insomma, grazie, arrivederci. Nel senso che sì, appunto, magari traducendo cavaliere, poi insomma andiamo poi però tutto da un'altra parte, quindi in quel caso ho preferito... Poi appunto è un termine, insomma, carico di significato, soprattutto per in contesto austriaco. Esatto. Prego. Volevo aggiungere adesso qualcosa su Hofrat, perché è capitato. Sì, Hofrat in Bernhard è appunto tutto quello che è legato alla mania dei titoli degli austriaci, no? Perché ci sono i echte Hofrat e ci sono i non echte Hofrat. Ecco. Era il consigliere, è un alto funzionario appunto statale, che faceva riferimento alla corte, no? Consigliere della corte.
Sì, sì. E Adesso... appunto sono quelli che in qualche modo, insomma, bisogna avere un titolo, no? Sì, prima del pensionamento, sì, anche esatto, per avere anche qualcosa uno che stipendio un po' più sì, alto, quindi no? praticamente Come commerciale, sì. insomma, uno che va a bere un caffè, il cameriere deve avere un titolo, perché non può allora, allacciandomi a questo, io mi sto chiedendo, quando adesso lei ha anche di queste rappresentazioni italiane di Gegenplatz, facendo un esperimento, perché è lecito, si può fare, no? A attualizzare delle cose che sono però veramente così specifiche. Io mi chiedo se non si perde proprio questa cosa qua, cioè sì, la specificità. Chi va a vedere Gegenplatz, anche se non è informato, però deve capire che in Austria c'era, forse c'è ancora, ma un po' meno, ma c'era un problema. E tutto questo aspetto dell'Austria, che è stata sempre la vittima di Hitler, e poi invece da quando il cancelliere Granitzky per la prima volta nel 76 ha fatto un discorso dove per la prima volta ha detto che l'Austria deve fare i conti con la propria cultura, e poi insomma ci sono state tutta una serie di cose. Perciò questa cosa qua, questa cosa molto conflittuale che appunto interna c'è, e anche quando gli autori parlano appunto del Salzburger-Technik e di tutte queste cose che sono quelle, no, tipicamente dietro alle quali l'Austria si nasconde per non affrontare il vero problema, vabbè, uno se va al teatro deve anche sentire questa cosa qua. Cioè, sì, sì, io sono d'accordo. No? Poi dopo nelle tragedie greche ci sono i fatti precisi, concreti, no? Cioè i personaggi hanno i nomi, si sa, eppure sono delle opere d'arte, eppure anche oggi possiamo trarne qualcosa di universale, no? Sì, però questo non forse... serve. Se è un'opera valida non servirà cambiarla, secondo me. Questo però è la mia personale opinione. Soprattutto perché questa opera è stato un contributo al discorso negli anni '80 praticamente sulla Aufarbeitung del passato, no? Anche con lo scandalo con Waldheim, 2 anni prima Axel Corti ha contribuito con la Glasgow Frauenstiftung, con e tutto quanto praticamente proprio queste cose sono proprio uscite, queste opere uscite proprio come contributo del discorso attorno di questi movimenti politico-sociali. Sì, sì, anche proprio come documento di un'epoca. È ovvio che se togliamo tutti i riferimenti, diciamo, reali dall'opera, rimane ben poco. Detto questo, mi chiedo se il tentativo, forse in parte la presenza di così tanti riferimenti e di appunto di opere così austriache, forse è stato il motivo anche per cui alcune di queste non sono mai state rappresentate in Italia. Quindi è un discorso che ha la doppia, insomma, che io sono d'accordo col fatto che si snaturi o che in qualche modo si perda molto, ma è impossibile far passare tutto. Non serve, perché nell'arte, cioè io posso recepire l'arte come anche a diversi livelli, cioè, anche se non sono informata su tutto, qualcosa porterò a casa. Questo vale per la pittura, vale per il teatro, certo. vale per tutto. Perciò la pretesa di comunque far passare qualcuno capirà di più, perché sa. Sì, certo, ci sono livelli diversi di fruizione, c'è chi capisce di più o di meno. Per qualsiasi cosa sì. Viene fruita, che viene recepita, no? Cioè secondo me non è un motivo di preoccupazione. No, motivo di preoccupazione no, però mi immagino che forse
appunto quella dall'adattamento è stato fatto appunto nell'ottica di avvicinare un po' qualcosa che forse veniva visto come troppo pieno di realia, di cose. Cioè, è ovvio che ci sono anche gradi diversi, secondo me, di adattamento, nel senso che ovviamente si può fare, questa operazione si può fare di più o di meno, si può fare un'opera molto filologicamente fedele o completamente adattata, cioè ci sono vari gradi di questa cosa, insomma. Io trovo che comunque sia stata interessante, diciamo, l'operazione comunque di portarlo in scena oggi, perché sembrava che quell'opera potesse dire qualcosa anche appunto oltre al diciamo contesto in cui è nata, qualcosa di diverso. È interessante come operazione, forse appunto va bene che poi ci sia cioè che poi se viene pubblicato come libro invece non abbia cioè non sia pubblicata una versione adattata, insomma. Io insomma penso un po' così, dipende anche chi è il pubblico a cui ci si riferisce, non so, in molti casi. Pretendere qualcosa. Cioè, io dico che il pubblico può da solo pensare che l'Austria potrebbe anche stare per Europa, per fare i collegamenti di Werther-Bindung. Sì. Il pubblico non riesce a farlo. Sì, ma infatti io, adesso a parte questo discorso che ho fatto, penso che metterci appunto il populismo e l'Europa sia stato un gesto, insomma, poteva anche non essere fatto e secondo me non sarebbe cambiato molto nella ricezione, perché si capisce di che cosa sta parlando, anche se non mettiamo la didascalia, qui voglio parlare del populismo. Io la penso così, però... A un certo punto io mi aspettavo che dicessero Salvini. Probabilmente mi sarei alzato. Sì, no, è vero. Però sarebbe stato più autentico. Sì, però ora non a quel punto era proprio un adattamento esplicito. Ciao. Diciamo che è stato fatto innanzitutto era molto verso la fine questo. Sì. Diciamo è stato fatto con garbo, insomma, secondo me sì, era un buon compromesso, insomma, però... No, e noi intanto ci siamo, cioè effettivamente il tuo intervento ha suscitato insomma molte reazioni, si potrebbe parlare ancora a lungo perché la traduzione teatrale, come dicevo, già di per sé è un ambito molto problematico fino ad oggi. E che cos'è la traduzione teatrale? Quella pubblicata o è la traduzione per il teatro? Cioè ci sono tutta una serie e ci sono anche molti studi insomma su questo, è l'adattamento non è solo la traduzione, quindi diciamo la traduzione teatrale è una traduzione alla potenza, insomma, per cui ci sono effettivamente poi Bernhard, per cui questo crea insomma molto dibattito e ovviamente finiamo con dei punti interrogativi come per sempre, però ti ringraziamo anche molto per la ricchezza insomma di questa conversazione, è stato davvero un piacere. E concludo, siccome si parlava dell'imitazione di voce, conoscete questa prosa breve, sono prose brevi di Bernhard, questo Stimmenimitator, che alla fine insomma il narratore racconta che lo Stimmenimitator ha un problema, riesce a imitare tutte le voci tranne la propria. E questo il testo ovviamente è un noto testo breve di Weber, però si presta insomma come conclusione, quindi ti ringrazio, ringrazio intanto anche il pubblico a casa e ovviamente il pubblico, i colleghi, gli studenti che pazientemente sono rimasti, ma perché è stato appassionante anche il dibattito, devo dire, questa sera, e ricordo che le nostre conferenze continuano mercoledì prossimo, 6 aprile, avremo Matteo Iacovella sempre con un problema in questo caso non di traduzione ma di pubblicazione di un testo di Ilse Eichinger, il suo noto romanzo La speranza più grande. Anche qui andiamo avanti col percorso iniziato già nel primo semestre. Cosa vuol dire? Il titolo dell'intervento è La speranza più grande di Ilse Eichinger, l'urgenza di una nuova edizione, di una reedizione, quindi restiamo all'interno di problemi editoriali in questo semestre che credo che insomma ci appassionano perché rendono attuale la letteratura e degna di essere riletta e riedita. Quindi grazie Alice, grazie a tutti e una buona serata. Grazie.